Questa è la nostra stazione più grande di ricarica, con 6 colonnine da 300 kW, e non a caso, siamo a 300 metri dal casello autostradale di Affi, siamo nel parcheggio del centro commerciale Grandaffi, ed è il luogo ideale per una ricarica elettrica. Consideriamo che in questo casello esce una grandissima parte del turismo nord europeo verso il lago di Garda, e fornire questo servizio a tutti i turisti è un qualcosa che ci rende non solo orgogliosi, ma anche un dovere per un'azienda come la nostra, infrastrutturare l'Italia per poter effettivamente concedere anche al turismo la mobilità sostenibile. Sì, il Veneto è una regione all'avanguardia dal punto di vista della mobilità sostenibile, come Electra, nell'ottica del Piano Nazionale di Resilienza, il famoso PNRR, installeremo 33 colonnine, abbiamo già iniziato anche prima, a dire la verità, quindi siamo partiti da Peschiera del Garda, abbiamo proseguito con Verona, 2 stazioni a Treviso, inauguriamo adesso la terza tra un paio di settimane, qua Affi oggi, e poi arriveremo presto anche a Padova, Venezia e le altre province. Consideriamo che il PNRR finanzia circa un 30-35% di una stazione sono 3 colonnine, mezzo milione, quindi parliamo di qualche centinaia di migliaia di euro. Stiamo proseguendo per quello che riguarda l'ampliamento e la diffusione delle colonnine. Affi è un punto strategico di viabilità e ci sembrava corretto offrire ulteriori servizi. Siamo a 40 colonnine attive, in arrivo ne sono previste altre, però insomma Affi si dimostra ad avere una colonnina ultra fast ogni 50 abitanti. Per il comune è un'ulteriore entrata, con i tempi che corrono va tutto a contribuire al bilancio comunale. Possiamo dire un'entrata di quanto? Sì, sono 56.000 euro all'anno per 20 anni. Che verranno destinati a che cosa? Lo sa già? Beh, naturalmente a tutti i servizi del comune, ecco. Speriamo poi in futuro di riuscire a prendere anche la prima auto elettrica, che sarebbe l'ideale per un comune green come il comune di Affi.